De cognome i fa gioco, iga un ristorante rinomato, ma col grande Giorgio Gioco noi che entra niente affatto. E sì che l'è strana sta omonimia a poche vie de lontananza, e tutta Verona li sogna sa parenti a distanza. Inseguendo queste voci, Giancarlo e Giorgio, due furboni, i decide de dir che gli è fradei, così finisce le spiegazioni. Grandi amici, grandi coghi, grandi storie dei successi che fasea dire alla gente «Oh, sti fradei, è proprio stessi!» Ben 4 generazioni s'alternado ai fornei, raggiungendo negli anni degli altissimi livelli. Come la stella Michelin, custodita con sapienza par disdotto lunghi anni. Poi se va avanti anche senza, accantonando i piatti che gli è della tradizione per diventare gli unici in città a cucinare de pesse tante ricche specialità. Come la famosa tartaruga, cotta nell'anno del centenario in una cena al Due Torri. Un miracolo culinario. E la gente viene a frotte a vederci soddisfatto de un cognome, Gioco, che n'ha creato un dato de fatto. Una volta che era pien, volava le ordinazioni dai tanti tavolini stipati in tutti i cantoni, e in una coppia, non riuscendo a ordinare, disperati e affamati, gli ha pensato di telefonare. Negli anni bei gli ha fatto un club di artisti e letterati. La Gasdia, Morricone, Enzo Biagi gli sta premiati. Ma l'onore ancora più grande l'è d'essere sta menzionata dal grande D'Annunzio, arrivato fino a qua. Un'esperienza unica farsi coccolar qua, dove te magni per gli battesse, compagnia alla storia della città.